testimonia bene quello che può essere un vero e proprio passaggio d'epoca, sicché la costruzione della Pedemontana, che rappresenta in qualche modo lo spunto narrativo che è alla base di questo documentario, non è altro che una metafora di un più profondo e pervasivo cambiamento verso il quale sta orientandosi questa regione. Cambiamento che non è univoco, non è omogeneo, perché da un lato certamente è la testimonianza di una modernizzazione accelerata della regione e dall'altro però evidenzia anche alcuni aspetti che sono in contraddizione con questo miglioramento progressivo. Insomma, uno sguardo critico che è ciò di cui si ha bisogno anche per contribuire a un ulteriore sviluppo della identità regionale. Sì, a me piace molto, diciamo, il cinema documentario, l'ho praticato e trovo sempre che a volte abbia una marcia in più, proprio in relazione magari ai formati brevi e magari senza una grossa struttura produttiva. Perché puoi fare un buon documentario senza avere attori, senza avere grandi mezzi tecnici, però ti confronti con la realtà. A volte, insomma, è quasi più interessante imparare a raccontare la realtà prima di cominciare a inventarla. In più credo sia un lavoro che insiste su una delle urgenze che ha il nostro paese, in particolare il nostro territorio, che è quello della relazione con l'ambiente, anche umano, insomma, che questo progresso, insomma, come diceva Zanzotto, insomma, il progresso scorsoio, insomma, genera, come dire, una sorta di disuguaglianza e anche una sorta di imperativo che ti obbligano a dimenticare il passato e a guardare sempre avanti. E nella sua anche forma un po' grezza, nel senso buono, perché è un film che non ha una grande costruzione, ma si focalizza su dei personaggi che hanno una storia intima e personale davvero, come dire, paradossalmente marginale, ma allo stesso tempo centrale. E quindi questo equilibrio, insomma, tra un racconto, una necessità e anche un'urgenza di confrontarsi con le dinamiche che questo territorio chiede, insomma, ci ha convinti a premiarlo.